Merckx è ormai a 100 metri dalla conclusione e Merckx conquista il titolo mondiale. Eddy Merckx è stato il corridore più forte della storia. La corsa di testa era la sua legge, la vittoria il suo pane quotidiano. Buona giornata a tutti dalla redazione di Mediasport TV per il consueto appuntamento con l'approfondimento quest'oggi dedicato al campionissimo della storia del ciclismo. Come già anticipato sarò in Belgio a partire dal 29 giugno dove svilupperemo una serie di servizi sportivi fra i quali certamente uno dedicato al grandissimo Eddy Merckx, nato nelle Fiandre esattamente a Mensel-Kizegem il 17 giugno del 1945. Soprannominato il cannibale per la voglia di vincere sempre e di non lasciar nulla agli avversari, è considerato da molti il più forte ciclista di tutti i tempi, vantando numerosissimi record e il miglior sportivo belga di sempre. Professionista dal 1965 al 1978 si aggiudicò il Tour de France per 5 volte, nel 1969, nel 70, 71, 72 e 74, un record condiviso con Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain, eguagliando i successi di Binda e Fausto Coppi, oltre a aver vinto una Vuelta di Spagna nel 1973. Tra le corse di un giorno fece invece suoi 4 campionati del mondo su strada, di cui 3 da professionista nel 1967, nel 71 e nel 74, ed uno da dilettante nel 1964, oltre a 27 classiche, tra le quali spiccano 7 Milano-Sanremo, 5 Liegi-Bastogne-Liegi, 3 Parigi-Roubaix, 2 Giri delle Fiandre, 2 Giri di Lombardia, 3 Frecciavallone e 3 Gent-Wevelgem e 2 Amstel Gold Race. È uno dei 7 ciclisti della storia ad aver conquistato tutti e 3 i grandi giri ed è l'unico ad aver centrato la coppiata Giro Tour per 3 volte nel 1970, 72 e 74. Per avere un'idea di che cosa sia stato Eddy Merckx per il ciclismo mondiale, basta guardare al suo inarrivabile palmarès. In 1800 corse su strada, Merckx ha riportato 525 vittorie, di cui 445 tra i professionisti, 57 tra i dilettanti e il resto nelle categorie giovanili. Jacques Godet, storico patron del Tour de France, a tal proposito indicò Fausto Coppi come il più grande del ciclismo ed Eddy Merckx come il più forte ciclista della storia. Cari amici, dedichiamo in chiusura del nostro approfondimento uno speciale con immagini dedicate bellissime al grandissimo campione Eddy Merckx, soprannominato il cannibale. Grazie a tutti per la cortese attenzione, naturalmente da Renato Scanu e dalla redazione di Mediasport TV a tutti voi la più cordiale buona giornata.